Le botte morali danno tantissima forza per continuare a lottare per i sogni, anche quelli che non erano messi in conto. Amici di Sportisti di Ciao, da Salvo Geraci siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo, e super giovane Don Carlo Misilmeri, 13ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Sanasardo non può appoggiare il piede e dunque finisce dopo 6 minuti la partita di Sanasardo al suo posto cintura. Qui c'è il tiro da fuori, super gol di Luigi Mendola che sorprende proprio man mano e fa 1-0. Al primo tiro in porta può andare, pallone in mezzo sulla traversa, poi colpo di testa. Marrone, profondo verso Villetta che ci prova con il sinistro al volo, il pallone rimane in area, lo raccoglie Zummo. L'arrivo da parte della Misilmeri, Tripoli in area, dove c'è Mendia in mezzo verso Maltese, anticipato sul più bello Lavardera. Cerca di andare incontro Tripoli, allarga per Mendola, il cross in mezzo, pallone a Tripoli in aria, stava andando a piazzarla Lavardera, si accentra, gira e solo Gambino in area, calcio da fermo, tiro respinto, Lavardera, pallone morbido di cintura, l'aggancio di Messina, calcia Messina, il gol del 2-0 di Leonardo Messina. Trovato l'angolino, fischia l'arbitro, Cabrera scheggia la traversa. Allora arriva Orozco, fallo da dietro da parte di Cintura, espulso Cintura, Misilmeri in 10. Pennisi la prende Villetta, calcia da fuori, cross in mezzo, secondo palo, con l'occasione per Aiello, per Mendola, e adesso Lavardera la ridà a Mendola, cross ritratto, Tripoli a mano, Orozco gira da Mendia, serve dietro Orozco, l'inserimento da parte di Mendia, mancino in mezzo, Cabrera non tira, ancora Cabrera si accentra, decide di calciare, Zummo in calcio d'angolo, qualcosa di più, Orozco in mezzo di testa, Marrone, serve Ronde che poi effettua questo passaggio lungo, la alza, occhio che il vento può sempre incidere, Cotugno, palo, il pallone va dall'altro lato, spazza Muzzo, Orozco, pallone per Maltese, calcia fuori, la prende Cabrera in anticipo su Messina, tanti uomini in quella zona, Cabrera la fa arrivare in avanti per Cotugno, il gol di Cotugno, accorcia la super giovane Castelbuono, il gol, e adesso la super giovane può crederci, parte Cabrera, adesso giro traversa, un'altra per la super giovane, il cross in mezzo di Orozco, l'intervento in rete per la super giovane Castelbuono, tutti in campo per il gol, il 2-2. Thomas Prestiani, il cross in mezzo, gira, il pallone scorre, parte Orozco, si cerca proprio il capitano, il colpo di testa di Prestiani, salvato all'interno dell'area, ma c'è fallo in attacco, c'è il triplice fischio ufficiale, il 2-2.